essere. Pedemontana Veneta, a ottobre l'apertura del primo tratto tra lo svincolo della 31 e Breganze e l'annuncio del governatore Zaia nel giorno della firma del protocollo sulla legalità con il ministro Salvini. Il titolare del Viminale ha parlato anche di autonomia, non vedo l'ora di firmare per questo passo storico, il regalo di Zaia, un gonfalone di San Marco e un leone di San Marco in vetro. Ponte Morandi, in pressione viene rilanciata dalla stampa l'ipotesi attentato descritta nella nostra intervista esclusiva dall'ingegnere padovano Enzo Siviero, il procuratore di Genova, nessun riscontro ma l'esperto continua a studiare. Un gruppo di 4 migranti che si trovava nella nave 18 a Catania sarà ospitata nel Val Vicentino, la disponibilità della diocesi da parte del vescovo Pizziol. Incredibile vicenda nel Veronese, una donna è stata trovata dalla polizia chiusa in un cassone delle mele, è diventata la sua prigione per 2 settimane, in manette un 53enne bolzanino. Tutti sconvolti nella fabbrica di Gaiarine dove lavorava il 55enne macedone ucciso con la famiglia in un agguato nel suo paese, intanto il mistero su killer si infittisce. 7° decesso per il virus West Nile in Veneto, una 58enne rodigina, era già gravemente malata, era ricoverata da inizio mese. 88 anni lui, 83 lei, 64 anni di matrimonio, sempre fianco a fianco anche nel momento della malattia, coppia padovana ricoverata nella stessa stanza d'ospedale. Edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Quella di oggi è stata la giornata del vice premier e ministro dell'interno Matteo Salvini a Venezia, dunque in primo piano un'ampia pagina dedicata proprio a questa giornata, a partire dal perché il ministro era qui in Veneto per firmare il protocollo della legalità per quanto riguarda la Pedemontana Veneta, ed è arrivato l'annuncio del governatore Zaia con l'inaugurazione a ottobre del primo tratto e partiamo dunque proprio da qui. La stretta di mano è quella firma cruciale, Matteo Salvini e Luca Zaia fianco a fianco per un documento che è come un sigillo, protocollo di legalità nei cantieri della Pedemontana Veneta, il cui motore è acceso da tempo e che vedrà a brevissimo la prima luce verde effettiva. Apriremo nelle prossime settimane già il primo tratto che è asfaltato, per il casello è funzionale, e da quel momento ogni tratto funzionale da casello a casello nei 14 caselli sarà aperto appena sarà ultimato. Non attenderemo la fine dei lavori che è fissata per dicembre 2020. A ottobre la possibile apertura dei 7 km del tratto tra lo svincolo della 31 e Marostica. La Pedemontana non si può fermare. Siamo qua a sostenere un'idea di crescita, di sviluppo, di futuro, di Veneto che guarda avanti. Non siamo qua per fermare, non ci hanno votato per fermare, per tornare indietro. Messaggio chiaro anche al collega di governo Toninelli. Non si può fermare la più grande opera in cantiere oggi in Italia, 14 caselli, 36 comuni interessati, il 50% già completata. Stiamo parlando della più grande cantiere oggi vivente in Italia che vale 2 miliardi 258 milioni di opere. Una superstrada, un'autostrada è un'infrastruttura che comunque risolverà i problemi di mezzo Veneto. Per farlo occorre però la garanzia di responsabilità e legalità, ed ecco la firma di oggi. È la volontà di allinearci ancora ulteriormente a quello che sono poi i dettami e le direttive del Ministero degli Interni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. È la volontà di continuare in questo percorso di trasparenza. Lotta seria, con banca dati, scambio di informazioni. Se si verificherà che un'azienda che ha già avuto un appalto o un subappalto è infiltrata, comunque se ne dovrà andare dai cantieri, dice Zaia. Firmano i prefetti, firmano i sindacati, firma il concessionario privato con il quale il rapporto è innovativo. È la prima infrastruttura in Italia che viene gestita in maniera assolutamente atipica. Il concessionario realizza l'opera, non incassa i pedaggi, ve lo ripeto, non incassa i pedaggi, noi come Regione incassiamo i pedaggi e ci siamo impegnati a pagare un canone sulla base di un flusso atteso di traffico di 24.000 veicoli al giorno, il che vuol dire che paga un canone di disponibilità, tutto quello che entra in quella infrastruttura è del pubblico. Suggerirò magari ai colleghi con cui purtroppo da Ferragosto stiamo lavorando su altri dossier autostradali, ahimè,
meno brillanti, perché magari il modello di compartecipazione positiva pubblico-privato sperimentato e che verrà sperimentato in Veneto possa essere un modello anche a livello nazionale. A ottobre il primo tratto, poi si va avanti. Spero proprio di essere nel dicembre 2020 fra coloro che inaugureranno questa importantissima infrastruttura. Quindi non ne ho dubbio. E tra i tanti temi affrontati, inevitabilmente anche quello dell'autonomia, con le parole di Salvini, al quale Zaia ha donato il gonfalone di San Marco e un leone di San Marco in vetro. Ecco le parole del vice premier. Con Luca ci sentiamo settimanalmente perché al di là delle infrastrutture, della trasparenza, dell'efficienza, del risparmio e del sostegno alle imprese, ovviamente ho e abbiamo un impegno come Matteo Salvini e come Governo a dare un seguito al plebiscito per l'autonomia che i cittadini hanno sostenuto qualche mese addietro, e quindi su questo stiamo lavorando. Al Governo c'è poco da parlarne, così come a Regione Veneto. Mi sembra che giustamente e opportunamente, essendo un passaggio di portata storica e una prima volta, ci siano al lavoro economisti, fiscalisti, giuristi, costituzionalisti, per evitare che il giorno dopo l'approvazione ci sia il ricorso, del controricorso, della causa, della controcausa. Non vedo l'ora di firmare da Vicepresidente del Consiglio, e c'è l'accordo di tutto il Governo, le richieste che Regione Veneto, Regione Lombardia, Regione Emilia Romagna dapprima, e poi mi auguro tante altre regioni, porteranno sul nostro tavolo come competenze e come soldi. A Venezia si è parlato naturalmente anche di migranti, e un gruppo di 4 richiedenti asilo che si trovava sulla nave Diciotti a Catania sarà ospitato nel Vicentino. La disponibilità della diocesi da parte del vescovo Beniamino Pizziol. Siamo al lavoro da neanche 3 mesi, mi sembrano 30 anni, visto il lavoro fatto e visto il numero di inchieste a carico. Oggi ho scoperto che ho altri 2 capi di imputazione, però per me sono medaglie. Per lui sono medaglie. Matteo Salvini tira dritto e non fa passi indietro, anche se la procura di Agrigento da oggi lo indaga anche per sequestro di persona a scopo di coazione e per omissione di atti d'ufficio. Insomma, continua il braccio di ferro sul caso Diciotti, anche adesso che i profughi sono tutti scesi dalla nave della Guardia Costiera. Intanto Monsignor Beniamino Pizziol, vescovo di Vicenza, spalanca le porte della sua diocesi e dà il benvenuto a 4 migranti proprio della nave Diciotti. Già all'apice dell'emergenza sbarchi nel 2015, Beniamino fu il primo vescovo in Veneto che accolse i richiedenti asilo nel proprio palazzo. Sabato si era detto preoccupato per la sorte dei profughi all'interno della nave della Guardia Costiera Diciotti, dunque in qualche modo la notizia di oggi non sorprende. 4 migranti della Diciotti potrebbero arrivare a Vicenza. Fanno parte dei 100 presi in carico dalla Chiesa. Le risposte definitive dalle varie parrocchie dovranno arrivare entro domani, e in queste ore Caritas sta verificando la disponibilità di circa una decina di comunità con strutture adeguate che in passato abbiano già ospitato i migranti. Al momento dunque c'è un'apertura da parte della diocesi ad accogliere 4 profughi, ma ancora non ci sono conferme sul loro arrivo, perché l'organizzazione affidata a Caritas non ha ancora trovato una sistemazione certa. Solo nelle prossime ore si saprà se i 4 migranti della Diciotti approderanno davvero a Vicenza. Solo nelle prossime ore si saprà se i 4 migranti della Diciotti approderanno davvero a Vicenza. In ogni caso, per il ministro dell'Interno Matteo Salvini è una vittoria. Sono contento di aver avviato questo percorso fra Stato e Chiesa, perché queste persone saranno economicamente completamente a carico della Chiesa. E quindi una volta tanto non pagheranno i contribuenti italiani, ma pagheranno le organizzazioni ecclesiastiche che si organizzeranno dove e come vorranno.
Voltiamo pagina, torniamo a parlare del crollo del ponte Morandi a Genova, perché in pressione viene rilanciata dalla stampa l'ipotesi attentato, avanzata nella nostra intervista esclusiva rilasciata ai nostri microfoni dall'ingegnere padovano Enzo Siviero. Il procuratore di Genova però dice che non vi è alcun riscontro in merito, mentre il docente padovano va avanti a studiare. Siamo in tanti e anche persone di grande peso. Io ho parlato anche con gli altri miei colleghi che conosco tutti. Al momento non abbiamo una risposta tecnicamente diciamo ineccepibile, per cui stiamo veramente annaspando nel buio da un punto di vista tecnico. Quindi l'orientamento è su un fatto assolutamente imprevedibile e imprevisto. Adesso non voglio azzardare ipotesi anche catastrofiste, però insomma c'è qualcuno che sta già parlando di attentati o comunque situazioni di questo genere. Hanno colpito e stanno facendo discutere le parole rilasciate durante una lunga intervista alle nostre emittenti da Enzo Siviero. The Bridgeman, l'uomo del ponte come è chiamato, è un'autorità in questo campo, ingegnere, architetto, costruttore di ponti, una quarantina sono in Veneto. Per 25 anni è stato professore ordinario allo UAV di Venezia ed ora è rettore di iCampus, Università Telematica. 43 morti, il crollo del ponte Morandi a Genova pesa sulle spalle di tutti gli italiani che da quel tragico 14 agosto si sono sentiti più fragili. Da Genova il procuratore capo Francesco Cozzi a precisa domanda risponde: sulla base degli elementi noti e conosciuti non ci sono evidenze di esplosioni, né sono state trovate tracce di bombole di acetilene. Si parla di lampi e fulmini, ma non di esplosioni. Valutiamo tutto, ma non le ipotesi fantasiose. Fiducia nel lavoro delle autorità competenti, ma da amante della scienza l'ingegner Siviero continua a studiare. Stiamo cercando di capire se questa compatibilità è oggettiva o meno, e quindi se riusciamo a trovare una compatibilità sarà poi naturalmente agli inquirenti valutare se e come, però certamente c'è qualcosa che induce a pensare che ne sia sfuggito. Se uno va a vedere ci sono dei lampi, c'è un crollo verticale di un certo tipo, c'è una rotazione, insomma ci sono molti elementi che sono compatibili con questa ipotesi. Io mi riservo nell'arco di un po' di giorni di fare qualche passaggio in più. La cronaca con una vicenda che ha dell'incredibile, che arriva dal Veronese. Una donna è stata trovata dalla polizia segregata in un cassone delle mele, diventato la sua prigione per 2 settimane. Per questo è finito in manette un 53enne bolzanino. Chiuso in un cassone per le mele per 14 giorni, sotto il sole durante la notte, nutrita dal suo aguzzino con un frutto e dell'acqua fino all'arrivo della polizia stradale che ha messo fine all'incubo martedì mattina. Vittima una donna polacca ritrovata dagli agenti dopo la segnalazione di alcuni operai che avevano avvertito delle grida provenire da dei campi nei pressi di Somma Campagna. I poliziotti hanno iniziato a perlustrare l'area tra le coltivazioni fino a quando sono riusciti a capire da dove proveniva quella voce. Atroce la scena che si sono trovati di fronte. La donna, visibilmente provata, era prigioniera in un cassone a cui erano state appoggiate altre casse di plastica. Per la vicenda è stato arrestato un 53enne bolzanino accusato di sequestro di persona e tortura. Sembra, da una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, che tra la donna che lavorava proprio in quei campi e l'uomo ci fosse stata una discussione poi degenerata. E adesso il massacro di marito, moglie della figlia di 14 anni avvenuto in Macedonia, paese d'origine dei coniugi, nell'azienda di Gaiarine nel Trevigiano, dove il capofamiglia lavorava da una decina d'anni. C'è incredulità tra i colleghi. La titolare dell'azienda dice: la sua morte lascia un vuoto umano enorme. Io ieri ero andata su nel suo reparto che dovevo dirgli: guarda che adesso faremo così, faremo colà, mi aiuti. Proprio la mattina, perché ho saputo all'1 di quello che era successo, e sì, c'è un vuoto, sicuramente, umano. Claudia Corazza, titolare dell'omonima azienda di Gaiarine, fatica a credere che Amit Pocesta non rientrerà più al lavoro. Qui faceva il tornitore da una decina d'anni. Era partito la settimana scorsa con la moglie Nazmi e la figlia di 14 anni Anila per rientrare in Macedonia, loro paese d'origine, per partecipare al matrimonio di una parente. Ma sabato notte l'intera famiglia è stata massacrata a colpi di pistola. La coppia, fuggita dalla Macedonia durante la guerra, si era stabilita prima a Cordignano, poi a Sacile, dove attualmente viveva.
Altre 2 figlie più grandi, scampate al massacro, vivono per conto loro. Una tragedia che al momento non ha né un movente né colpevoli e che ha travolto non solo i parenti delle vittime ma anche i colleghi di Amit. Amit è sempre stata una persona tranquilla, mansueta, di animo buono, per cui è stata... Aver saputo questo ci ha veramente lasciato tutti costernati e addolorati. All'ingresso dell'azienda di Gaiarine c'è una foto dei 50 dipendenti, tra loro anche Amit. Proprio prima delle vacanze estive Claudia Corazza aveva ringraziato l'uomo per il lavoro svolto. L'avevo aspettato nel piazzale per ringraziarlo di come aveva fatto, lui era tutto contento e mi aveva anche detto vieni che ti faccio vedere, guarda abbiamo fatto così, ho fatto quello, ho detto beh bravo Amit, guarda che ti aspetto per il rientro delle ferie. Amit avrebbe dovuto far rientro in azienda il 3 settembre, nulla poteva far presagire quello che sarebbe accaduto nella casa in Macedonia che la famiglia Poceste aveva costruito e di cui andava fiera. Inizialmente erano trapelate voci su un possibile dissidio per un terreno, cosa di cui Amit avrebbe parlato anche con un collega. Un dipendente ha detto so che aveva grossi problemi per un confine di 10 metri, un po' più in su, un po' più in giù. Ipotesi però ora accantonata dagli inquirenti. Le indagini delle forze dell'ordine macedoni vanno avanti nel massimo riservo, nessuna pista viene tralasciata. A Gaiarine intanto tra i colleghi rimane il dolore per una tragedia senza perché e proprio i titolari e i dipendenti della Corazza stanno pensando ad una raccolta fondi da donare alle 2 figlie alle quali in una notte sono stati strappati in modo così atroce i genitori e la sorellina. Una donna di 58 anni che aveva contratto il virus West Nile è morta oggi nel Rodigino, lo riferisce l'USL 5 Polesana. La paziente che risiedeva a Trecento aveva contratto la malattia nei primi giorni di agosto ed era già affetta da grave patologia che, spiega l'unità sanitaria, ha portato alla compromissione del sistema immunitario. Si tratta del 7° decesso registrato in Veneto da quando il virus è ricomparso quest'estate. Incidente mortale ieri sera a Padova, a perdere la vita un 59enne di Selvazzano. Gravissimo incidente stradale ieri sera lungo la tangenziale a Padova. A perdere la vita Ivano Calore, 59enne di Selvazzano, morto sul colpo dopo che la sua moto ha sbandato scivolando sull'asfalto. L'incidente è avvenuto intorno alle 21 in corso Australia, vicino a Curva Boston. Notevoli disagi al traffico anche per la chiusura del tratto interessato dal grave sinistro. Stando a una prima ricostruzione fornita dalla polizia locale intervenuta sul posto, il Centauro avrebbe perso il controllo della BMW di grossa cilindrata su cui viaggiava, cadendo rovinosamente sull'asfalto. Inutili tutte le manovre di primo soccorso che gli hanno praticato anche alcuni automobilisti. I sanitari, giunti poco dopo sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Del pomeriggio il Veneto è interessato da fenomeni di variabilità con possibilità di piovaschi e temporali più intensi sulle Dolomiti e locali nella fascia pedemontana. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione idraulica per tutti i bacini idrografici nel caso di fenomeni temporaleschi anche intensi, grandinate e raffiche di vento. Nelle aree montane e pedemontane l'allerta gialla segnala la possibilità anche di fenomeni franosi e colate detritiche. Le prescrizioni di allerta sono rinforzate per il comune di Borca di Cadore a causa della presenza della frana di Cancia. L'alternanza di nuvole e pioggia interesserà il Veneto venerdì, sabato e domenica 2 settembre sino a metà giornata. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, andiamo a Venezia dove sono previste 6 giornate da bollino nero, firmata un'ordinanza del sindaco per gestire al meglio i flussi turistici ed evitare il caos. Tra la mostra del cinema, la regata storica e i turisti provenienti dalle località balneari del litorale si prevedono maggiori flussi in città e per non farsi trovare impreparati il sindaco Brugnaro ha firmato un'ordinanza che individua misure urgenti per garantire l'incolumità pubblica, la sicurezza e la vivibilità nella città storica di Venezia nei giorni 1 e 2, 8 e 9, 15 e 16 settembre. Continuiamo nella prassi che abbiamo inaugurato col ponte del 1° maggio, quando prevediamo di avere delle giornate particolarmente di stress per la città, si emana questa ordinanza che prevede
il mantenimento dei varchi e lo spostamento dei lancioni provenienti dalla Laguna Nord, da Riva degli Schiavoni alle fondamenta nuove. L'esperimento è funzionato e proseguiamo con questa deterrenza e queste deviazioni dei percorsi pedonali. Ribadiamo che la città è sempre e comunque aperta, si tratta semplicemente di una deviazione dei flussi pedonali per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti. L'inosservanza delle disposizioni sarà punita con una sanzione amministrativa che va da 25 a 500 euro. In base alle notizie che saranno fornite dalla polizia locale, poi il Comune aggiornerà costantemente gli utenti in merito alle possibili deviazioni di percorso e ogni altra misura resasi necessaria attraverso i profili Facebook, Twitter e i siti istituzionali. Mentre il sistema veneziano inizia ad interessare anche altri comuni. Questa iniziativa sia un'iniziativa la prima in Italia da questo punto di vista per cercare di governare quelli che sono i flussi turistici. Abbiamo degli ottimi rapporti con la Regione Veneto, adesso molto probabilmente ci interfacceremo per quanto riguarda con loro per le locazioni turistiche, che era un altro punto fondamentale della nostra politica di governance, e stiamo ragionando anche con comuni non solo italiani ma anche di altri stati. Ad esempio Dubrovnik mi ha appena comunicato che loro hanno adottato il bollettino del turismo e un claim che non è il nostro, Enjoy Respect, ma è Respect Dubrovnik. Dunque al Lido di Venezia, seconda giornata della mostra del cinema, tra divi, dive e anche sorprese per i cinefili. Jay can't afford the Ernest Hemingway of the cinema. I just want to know what he represents. Tracce di un genio che con i set caotici e frammentati fece di necessità virtù. Tracce e che tracce di Orson Welles. Non solo le star e red carpet, il protagonista della seconda giornata del Lido è anche e soprattutto The Other Side of the Wind, il film incompiuto del genio di Quarto Potere, girato tra il 1970 e il 1976, insieme a registi amici come Peter Bogdanovich e John Huston. Storia, guarda caso, di un regista sul viale del tramonto. Come è accaduto spesso nella sua carriera, la produzione venne sospesa molte volte a causa dei finanziamenti che venivano a mancare. Wells ne riuscì a montare solo 45 minuti, tutto bloccato per oltre 40 anni, finché dopo una lunga odissea Netflix finanzia il completamento dell'opera, acquisendone i diritti per la distribuzione del film, presentato a Venezia in anteprima mondiale. Una mostra che riserva sorprese dunque, ma anche il consueto corredo di star, oggi soprattutto Emma Stone, dopo il Ryan Gosling di ieri, protagonista del film di apertura First Man, sul primo uomo sulla Luna. Oggi applausi e commozioni per Roma del premio Oscar Alfonso Cuarón. Come ieri gli applausi, 7 minuti intensi, hanno accompagnato Sulla mia pelle, la pellicola di Alessio Cremonini sul caso di Stefano Cucchi. Non solo dive e divi dunque, anche emozioni e il fantasma aleggiante di una leggenda, quella di Orson Welles. Ed adesso la vicenda di una coppia di anziani insieme nella vita, insieme anche nella malattia, in ospedale, sentite. 88 anni lui, 83 lei, 64 di matrimonio, sempre fianco a fianco, anche nel momento della malattia. Quando sono stati ricoverati all'ospedale di Schiavonia, lui per il riacutizzarsi di una polmonite cronica, lei in serio decadimento cognitivo, non sono stati separati. I medici, coordinati dal primario Lucia Leone, hanno cercato di ricreare attorno a loro, coppia nella vita e nel ricovero, il clima di casa, una stanza a 2 letti solo per loro, per ridurre il disorientamento che in tutti, e soprattutto nei grandi anziani, il soggiorno ospedaliero comporta. Con lui accanto, sottolinea la dottoressa Leone, la paziente ha subito dato segni di miglioramento e questo ha permesso di completare le cure necessarie fino alla stabilizzazione del quadro clinico e la programmazione della dimissione avvenuta ieri. È tutto, ora le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Prime avvisaglie di un nuovo cambiamento del tempo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto molte nubi e cielo spesso coperto con rovesci e temporali sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Inizialmente solo sui settori montuosi, col passare delle ore localmente anche fin verso le aree pianeggianti limitrofe e anche forti in nottata.
Temperature in calo con minime tra 16 e 20 gradi, massime comprese invece tra 20 e 26 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione il tempo sarà instabile. Qualche acquazzone al mattino solamente sui rilievi, ma col passare delle ore peggiorerà un po' ovunque con rovesci anche forti, specie durante la notte. Temperature in diminuzione con minime tra 18 e 21 gradi, massime comprese invece tra 23 e 27 gradi circa. Infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione con tempo instabile su tutti i settori. Sin dal mattino precipitazioni diffuse e localmente anche di moderata intensità, con rischio di fenomeni anche violenti. Temperature in calo con minime tra 16 e 17 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 22 e 23 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.